non vederle le barche, non vedere le chiatte che devono fare i fuochi, eccetera, veramente dava un senso di stranezza dall'abitudine. Però è stato una qualcosa di particolare, insomma, secondo me è stato anche giusto così alla fine. Mi è dispiaciuto ovviamente, per cui prometto di rifarmi quei fuochi, faremo il doppio, insomma, non lo so, ci inventeremo qualcosa di straordinario. Questa è una promessa, non c'è dubbio. Sarà anche bello poter dichiarare che è finita l'epidemia. Oggi averlo fatto non sarebbe neanche stato proprio del tutto corretto, visto il tasso oggi di contagio. Mi sembra che ancora una volta la città, voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno fermato per ringraziarmi della scelta, per darmi coraggio, perché francamente comunque ero assillato dei dubbi in ogni caso. Però ho avuto anche tanti appunto amici, albergatori, persone che mi conoscono che mi hanno detto che non hanno avuto disdette particolari, avevamo i garage tutti pieni, è andato bene, è stata anche una bella esperienza vedere le galleggianti, queste barche con delle band locali che erano anche scherzose, cioè si ascoltava la musica, c'era anche molta voglia di divertimento, perché è stata una festa diversa ma altrettanto bella, molto anche intima, molto appunto romantica. A me personalmente è piaciuto molto, dopodiché se mi dite così non la voglio rifare più. Sì,